Ragazzoli, scusate l'interruzione, volevo avvisarvi che questo video era già uscito settimana scorsa, ma con un problema di audio dove manca la mia voce. Purtroppo è stato è un errore che mi fa il programma di editing. Cercherò di evitarlo in futuro perché è già la seconda volta, quindi perdonatemi e buona visione. Hola a tutti ragazzuoli, buongiorno. Come potete sentire c'è il T4 acceso perché sto facendo girare un po' l'olio motore. Infatti casomai mi mettiamo qua fuori così mi sentite meglio. Oggi giornata dovrebbe essere bella. C'è un po' di cielo azzurro, ma c'è anche un po' di cielo grigio. Come state? Tutto bene, spero. Io oggi sono venuto circa mezz'oretta prima perché ahimè diciamo dobbiamo per un'oretta o il tempo che ci metterò sospendere i lavori perché devo fare tagliando la macchina. Già me lo porto dietro da tutte le ferie, però devo farlo, quindi dedichiamoci all'inizio al tagliando, così vi faccio anche così al volo due clip, vi faccio vedere come faccio. Ovviamente usiamo le pedane. Allora ho portato l'auto tutta indietro il più possibile e vediamo se qua ho lo spazio necessario per salire, se no devo provare a metterla verticalmente, tipo per così, vediamo se c'è più spazio. Ora faccio un attimo le prove, le pedane sono lì. L'unica cosa è che devo mettere dei pezzi di legno da fare la rampa più soft, perché nonostante comunque vedete l'ho alzata tutta, però comunque questo è il massimo e tocco sul paraurti, quindi devo fare tutta la rampetta. Mi sono portato un po' di legna, però il problema è che sono da solo, quindi sarà un po' un casino. Di solito faccio aiutare sempre a mio padre perché lo faccio in garage da lui che c'è più spazio, farò un po' alla volta, scendo e controllo. Vabbè, pazienza. Mentre magari scoliamo l'olio continuiamo qua e facciamo un po'. Allora l'obiettivo di oggi, aspettate che vado fuori che se no mi affumico, infatti aspettate che apro un po' di più. Allora l'obiettivo è di, da dove mi guardo intorno se c'è gente mi vergogno, è di allenarci a saldare, ovviamente. Vi ricordate l'ultimo episodio scorso che abbiamo avuto problemi con lo zincante, che praticamente quando ho aperto il barattolo c'erano tutti dei grumi e non usciva dalla pistola, ovviamente. Allora è successo un problemino, nel senso che quel zincante era stato modificato da Tiziano mettendoci un additivo che si chiama Corrodur. Questo additivo fa da convertitore, quindi abbiamo detto così: se tu metti lo zincante su un acciaio vivo, ferro vivo, ci mettiamo un po' di convertitore, così ti fa, nel caso rimanga un po' di ruggine, te lo converte. Il problema è che non è stato mai testato e a quanto pare fa reazione strana con lo zinco. Quindi abbiamo un attimo, il laboratorio abbiamo un attimo cercato di capire. In teoria c'è proprio la molecola di questo Corrodur che si lega male allo zinco e crea questi grumi. Quindi sullo sportello 100% dobbiamo rimuovere lo zincante che abbiamo spennellato. Sul telaio non lo so, perché di per sé lo zinco è stato compromesso, diciamo. Comunque ho lo zinco normale, nuovo, quindi abbiamo risolto buttandolo via perché era rovinato. Altra cosa che io non sapevo e Tiziano mi dava per scontato che lo sapessi è che comunque praticamente tutti i vari colori, zincanti, fondi vanno anche diluiti con il solvente, con diluente. Non lo sapevo, cioè lui me lo dava per scontato perché è una cosa basica, però io essendo inesperto non lo sapevo. Quindi comunque bisogna diluirlo, c'è una percentuale, dipende anche dalla temperatura. Se siete in inverno meglio mettere un 15-20% di solvente sul prodotto, cioè della quantità del prodotto, non del totale tra prodotto e catalizzatore. Il catalizzatore sarebbe l'indurente, quello che fa indurire il prodotto, perché è un bicomponente, quindi deve avere bisogno del suo catalizzatore per indurire. Quindi comunque va diluito e non lo sapevo. Comunque i pezzettini che abbiamo ritagliato, fatto con tanto amore per tappare i buchi, e li ho verniciati in ditta, mi sono portato avanti perché una volta verniciati lì c'è il forno, li abbiamo messi nel forno e sono già asciutti perfetti, così nel caso questo weekend riusciamo già, cioè ho il tempo e la capacità di saldare sul furgone, sono già pronti.
Quindi niente, adesso mentre faccio girare un po' l'olio di tal, mi preparo con le pedane, vari legni eccetera. Allora ci sta fumicando tutto qui dentro, ovviamente. Niente dai, abbiamo già parlato troppo, quindi canta le bande che suonano. E niente dai, iniziamo qua. Eccoci qua, alla fine l'ho messa di muso, sono partito da più indietro e sono riuscito a stare dentro tranquillamente, anzi potevo stare anche più indietro. Comunque non è stato per niente facile perché dovevo continuare a scendere e controllare, infatti il lato sinistro praticamente con il sottoparaurti mi sono appoggiato, però vabbè, dovrebbe essere la parte bassa e no, non si dovrebbe vedere. Comunque dai, ce l'ho fatta e potevo portarmi più legni, perché in realtà mi sono alzato troppo presto, ma in realtà il punto critico è qua, questa zona qua. Vabbè dai, adesso tiriamo giù tutto e poi continuiamo con i nostri lavori su Tal, che in un reel che ho pubblicato all'inizio dei lavori l'ho detto che si chiama Tal, però dopo non ricordo se negli altri video l'ho mai detto. Comunque si chiama Tal. Il nome mi è venuto spontaneo perché deriva dal fatto che Tal in inglese vuol dire alto e appunto sono andato a comprarlo a Tallinn, quindi un mix di queste due cose mi è venuto spontaneo, quindi sappiate che si chiama Tal. Bene ragazzuoli, qua già praticamente finito, non vi ho registrato niente perché avevo le mani fatte d'olio, quindi lascio poi bene far venire giù l'olio, così almeno, visto che non ho fretta. Qui ho già smontato il filtro dell'olio, c'ho la pezza dentro lì per far assorbire un po' nei bordini, quindi intanto così scorre un po'. Ho scoperto tra l'altro, vediamo se riesco a farvelo vedere, che, ecco, forse vedete la gocciolina, comunque questa parte qua sotto, questo qua dietro, che c'ha tipo il dado, questo qua, perde, ed è praticamente sotto proprio il filtro dell'olio, trasuda. E non so se questo sia un tappo o cosa, sicuramente avrà una guarnizione ma non ho idea di cosa sia, se devo essere sincero, e sarebbe ottimo capirlo adesso perché non c'è l'olio dentro. Ho provato a mollarlo e vediamo cosa succede, e chissà, ora cerco di capire cos'è. Allora ragazzi, intanto ho iniziato a rimuovere l'antirombo dalla parte sotto. Allora, ho anche tentato, scusate se vedete un po' male, di rimuovere questa paratia, vedete si muove tutta, che protegge lo scarico, il calore dal serbatoio, però è irrimovibile, a meno che non tiri via lo scarico. Era per avere più accesso, ma qua sotto vedete che c'è la zona da saldare, futura zona da saldare. L'antirombo in alcuni punti è veramente spesso e molto difficile da rimuovere perché è duro. E sto facendo ho tirato via il grosso col taglierino e a scaldare con la pistola si ammorbidisce e si riesce a spazzolare, però veramente ci mette veramente tanto. Vedete, a volte cagate che uno non sta lì a pensare, però dopo in realtà ti porta via molto tempo. Adesso l'ho rimosso un po', però prima di iniziare a mangiare voglio finire la macchina perché voglio completarla, voglio tirarla giù, così sono a posto. Nel pomeriggio andiamo avanti solo qua. Bene, eccoci qua. Appena inserito l'olio, sempre messo questo da 15 anni con la macchina, 10V40 della Castrol, che ti dà la casa madre. E inserito ovviamente il filtro nuovo. Ho messo 4 kg e qualcosa, ne va 4,5. Adesso l'accendo così faccio circolare un po' l'olio. Controllo che sotto il tappo sia a posto, perché comunque io non ho il tappo originale, ma ho un tappo con collegato il sensore della temperatura olio. Quindi comunque è meglio sempre dare un'occhiata e controllare che sia a posto. Quindi niente, accendiamo e faccio girare un attimo l'olio, tiriamo giù, controlliamo. Vabbè, avete capito. Comunque è già 12:30, quindi per quello almeno così abbiamo finito la macchina e siamo a posto.
si è sentito chiaramente il cambio di suono quando l'olio è cominciato ad arrivare alle bronzine. Oh, mi raccomando, ditemi se è tutto a posto mentre scendo, non come l'altra volta. Bene, finito di mangiare, con la panza piena, sto cambiando anche il filtro dell'abitacolo, che penso che in 15 anni l'ho cambiato una volta, infatti. Guardate che condizione, a parte che adesso sto notando che questo è anche più alto. Vabbè, spero che vada bene. È una marca un po' di merda, così, presa su Autodoc. E niente, cambiamolo. Dovrebbe essere, spero che sia uguale. Ecco, guardate, ho visto che c'è la data ed è 2014. Quindi ha appena fatto 10 anni. Comunque non vi ho fatto vedere, cioè non vi ho detto che ho cambiato anche il filtro dell'aria, perché quello io non lo cambio, perché ho un filtro dell'aria di quelli sportivi lavabili. Quindi l'ho smontato, lo pulisco a casa e ci metto l'olio con calma. E nel frattempo ci ho messo un altro provvisorio che lo tengo di scorta. Bene, adesso direi di preparare il banchetto che ho fatto l'altra volta. Alla fine ci metto poco, ho visto che era abbastanza comodo. E ci arriviamo un attimo a saldare, perché è vero che bisogna tirare via l'antirombo ed è lungo, però se mi metto a fare quello sono sicuro che di oggi non faccio niente, quindi preferisco un attimo prendere l'allenamento di nuovo per saldare. L'altra volta, adesso non mi ricordo se ve l'ho detto, sì, probabilmente sì, che poi mi sono informato un po' meglio e sicuramente il fatto del perché facevo i buchi, eccola qua, è perché vedete anche quanto è deformata la lamina. Vediamo se riesco a farvela vedere meglio. Vabbè, fa un po' fatica, comunque si vede. È sicuramente il fatto che dava troppo corrente, quindi proviamo ad abbassare i millimetri, anche se dovrebbe fare tutto in automatico, così lui abbassa anche in automatico la corrente. E testiamo, se nei peggiori casi vedo che continua, non lo so, o non trovo il settaggio giusto, proviamo a mettere il manuale e facciamo noi. E non lo so, vediamo, dai, facciamo qualche prova. Sto nel box, maschera abbassata, fumo che sale, mano inesperta ma concentrata, filo che scorre scintille come fuoco, sto imparando lento ma fratelli ci credo poco a poco. Brucia il ferro, sbaglia, poi ci riprova. La mano trema ma la voglia lo rinnova. La maschera si abbassa, il cuore si alza. Sta forgiando il futuro tra una prova e una saldatura falsa. Suda in officina, nessuno gli regala niente, ma ogni errore a scuola lo rende più resistente. Non cerca applausi, vuole solo imparare, perché sa che ogni trave un giorno saprà saltare. Ogni trave un giorno saprà saltare. Suda in officina, nessuno gli regala niente, ma ogni errore a scuola lo rende più resistente. Non cerca applausi, vuole... Allora ragazzoli, mi avete visto fare ancora prove? Allora, diciamo che ancora non ci siamo. Ho imparato a tappare i buchi che creo. Allora, quello che non capisco è... Allora, l'ho provata anche in manuale. No, non cambiava niente, quindi non penso che siano le impostazioni. Quello che non capisco è che quando io inizio a saldare il foro, va a finire che lo allargo subito.
Dopo tutti i buchi che ho creato sono andato a tapparli, no, non tutti, però un po' sono andato a tapparli, quindi a richiudere i buchi enormi mettendo un strato di saldatura ce la faccio. Però perché non riesco a fare il contrario? Cioè, la cosa che mi serve non è creare i buchi dopo tapparli, ma è unire le due parti. E devo capire un attimo la tecnica, devo riprovare. Sta andando un pochettino meglio. Cioè, comunque fa cagare lo stesso. Vedete, ancora calda? Tepida. Però vedete qua, per dire, sono andato a tappare tutti i buchi che avevo creato. Vedete cosa succede? Mi si creano questi fori enormi. Sicuramente sono io che sbaglio con l'inesperienza, però... E qua ho fatto un tentativo, a parte che ho messo un macello di materiale, però ho fatto una prova a andarla a tappare per capire un attimo, per capire. Adesso faccio altri tagli dall'altro lato e riprovo. Non so se sia la lamiera, perché è zincata, ma non dovrebbe essere quello il problema. Infatti nel caso provo dopo con i pezzi di ferro che ho qua, che abbiamo smontato una specie di castelletto che c'era sopra. Potrei anche per assurdo fare un tentativo con quelli per capire solo se c'è una differenza, cioè per capire un po', non lo so. Quindi adesso vediamo, facciamo altre prove. Magari se qualcuno fra di voi già sa saldare a filo e starà guardando questo video si metterà le mani ai capelli, però mi dispiace. Poi magari qualcuno mi sta dando consigli e dopo quando li leggerò, perché ovviamente i video non sono real time, magari dopo li scopro da solo i consigli o magari mi servirà, non lo so. Bene ragazzoli, sono praticamente le 5:30, quasi 6. Comincio a mettere via tutto. Ho continuato a saldare e diciamo che un po' sono migliorato, ho affiliato la tecnica a forza di provare e alla fine ho visto che usandola sul manuale e regolandomi il filo, mi sono trovato meglio almeno nelle ultime 2 saldature. Mi sono venute quelle migliori, ho capito come iniziare. Comunque, credo che a questo punto ci voglia solo il fatto di allenarsi. Faccio vedere le ultime 2, quelle qua. Non sono venute male. C'è stato in alcuni punti, vedete, tipo qua, aspettate, ecco, tipo qua, che mi sono tipo impallinato sullo stesso punto, non riuscivo ad andare avanti, ho fatto il pallino. Se lo vedete un po' più di spessore. Però diciamo che sono andato meglio. Sono partito sempre bucando, dopo man mano ho trovato un po' meglio la tecnica. E dai, diciamo che quasi ci siamo. Domani continuerò, domani mattina, perché devo migliorare, visto che ho capito un po' meglio come fare. Non so come sia venuto oggi il video, tra tagliando e tra comunque vi ho fatto vedere un po' mentre saldavo, ma comunque non è che posso mettervi metà pomeriggio solo io che saldo. Sarà venuto corto, non lo so, comunque io sono contento del risultato perché si vede che non buttandosi giù e continuando, in qualche maniera si riesce. Ripeto, non so se di per sé anche la lamiera zincata è più complicata. Volendo domani possiamo provare tipo a saldare 2 pezzettini di questi vicino insieme, che devo sverniciarli un attimo, per vedere se fa differenza. Dopo quello lì sarà 1 millimetro di spessore, o no, anche di più mi sa. E questo è più fina, quindi magari è più difficile anche da saldare per questo motivo, perché la lamiera è molto più fina, quindi bisogna andare più delicati. Comunque dai, sono contento comunque del risultato perché sto migliorando. Adesso metto via tutto, c'ho ancora qua l'olio e robe varie da mettere in macchina. Ciao a tutti ragazzuoli, madonna che voce, e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui con il vuoto del camperozzo, che probabilmente è andato a farsi un giro da qualche parte e lo invidio e fa bene. Anzi, lo vedo troppo spesso qua, dovrebbe essere che ogni weekend bisogna prendere il camper, girare. Comunque, molto freddo oggi e tanto lo dico o non lo dico, non cambia niente, sembra che ho i sintomi dell'influenza perché mi sento un po' fiacco e mi sento proprio al naso un po'. Spero non sia niente, anche perché sta girando sta girando molto in giro. Pensate che da me al lavoro, che siamo voi 11-12 in produzione, ne mancano tipo 4. E vabbè, comunque oggi ovviamente già adesso di prima mattina saldiamo e non farò tutto il giorno a saldare perché comunque è stufoso per voi e anche per me. Quindi faremo la mattina a saldare, vediamo come va oggi.
E dopo comunque bisogna ancora preparare la zona per saldare, perché comunque bisogna tirare via la vernice tutto attorno alla saldatura dove andrà saldato il pezzo. Tirare via l'antirombo la parte bassa, quindi l'antirombo non è semplice, che ieri ho iniziato un po', bisogna scaldarlo, è bello rognoso. Quindi comunque bisogna portarsi avanti. Tra l'altro sarebbe, adesso non salgo perché ci sono ancora i vetri, devo tirarli via. Tra l'altro è da sistemare anche tutte queste zone qua, dove c'è attaccato la paratia. Vedete, bisogna tirare via questa staffa. Soprattutto qua che ho dilaniato tutto. Tutta questa parte qua è da carteggiare, tirare via il bianco, e io dopo ci darò tutti, in qualsiasi buco ci sia, e ci saldiamo. Se è troppo grosso ci saldiamo un pezzo, ma dubito. Tipo qua è bello grosso. Se no lo saldiamo poi tutto, cioè li tappiamo questi buchi. Non voglio che rimanga tutto bello perfetto, anche perché non ha senso lasciare sto schifo lì. Dopo andrà coperto tutto e non si vede, lo so, ma è comunque bene proteggerlo. Gli interni comunque considerate che tutto il pianale, tutto completamente, anche la vetroresina andrà verniciato dentro, tutto. Quindi daremo una carteggiata e una verniciata di bianco normale. Perché, cioè, comunque una volta che sei lì conviene fare una cosa fatta bene. Ma prima di verniciare, ovviamente, dobbiamo dare, una volta saldati i pezzi, sopra il fondo. E in realtà sui pezzi che abbiamo già grattato, che devo finire di grattare bene, dove c'è i piccoli pezzi di ruggine, lì darò prima lo zinco e poi il fondo. Vabbè, ci stiamo dilungando a cose che non faremo sicuramente né oggi né settimana prossima. Quindi c'è già le bande e iniziamo a saldare. Vediamo se faccio la prova con l'altro ferro, tanto da capire la differenza. Bene, allora mi sono preparato un altro pezzo di lamiera, così proviamo anche qua. Ma mi sono anche preparato questi due pezzettini da fare una saldatura, così tanto da cambiare spessore, perché questo dovrebbe essere 1,5 mm più o meno, tanto da provare, da fare una cosa diversa. Quindi magari lo saldiamo qua e poi taglio un altro pezzo, vediamo. Voglio fare un tentativo per fare una cosa diversa. Comunque adesso ci alleniamo un altro po'. Bene, guardate che è venuto a trovarci a sorpresa proprio. Tac. Ci hanno portato anche la colazione, che ormai ci siamo scorfanati ovviamente, brioche e tutto. Tra l'altro del Mac, che è una vita che non ci andavo. Quindi grazie loro l'hanno visto prima di essere smontato, sono andato a trovarli dopo smontato, quindi fa un effetto un po' strano, eh. Sì. Farà ancora più effetto quando sarà finito, cioè mai. No, dai. Di sto passo. No, dai. Finirai prima dell'anno prossimo. Saluta Noemi. Ciao. Bene, sono rimasto soletto. Io ringrazio di nuovo Marco e Luana che sono venuti a trovarmi, che è stato bello ogni tanto, cioè è bello staccare comunque, e dopo sono molto legato a loro, e con la scusa che sto facendo questi lavori ci stiamo vedendo molto meno, quindi vi ringrazio. So che state guardando questo video, quindi grazie che siete venuti a trovarmi, sono stato stracontento. Ma adesso continuiamo qua, adesso è quasi mezzogiorno, però vabbè, adesso continuiamo avanti. Io avevo iniziato qua a fare una piccola saldatura, che tra l'altro avevo provato a fare in maniera continua per essere più preciso, ma continuo a bucare, cioè vedete che fate fatica, eccolo lì, però si continua a bucare perché credo che sia veramente difficile, e credo che il motivo sia sicuramente il fatto dell'esperienza, sapere come fare, e dall'altro lato è perché la lamiera è molto sottile ed è difficile saldare. Dai, comunque andiamo avanti, bisogna allenarsi. Allora, la sensazione che ho fatto un po' di prove anche a andare avanti e saldare. Allora, cos'è la sensazione che ho? È che secondo me la lamiera zincata fa fatica a legarsi con il filo animato, proprio per la differenza, credo, del
nei materiali, proprio perché è la mela zincata. Quindi nel momento che io tengo premuto e continua a scendere, allora se sono troppo sul punto si surriscalda talmente tanto che si buca. Se scendo troppo veloce e vado a finire nel taglio che ho fatto, va a finire che si crea un buco, perché se è proprio uno scoppietto è come se crea un buco. Quindi secondo me, ripeto, la sensazione che ho è impossibile, cioè fare un continuo. Forse regolando diversamente la macchina, ma io più di così l'ho messa manuale, non riesco. Quindi secondo me, io l'unico metodo che sto trovando per andare avanti è fare a punti, un po' alla volta a punti. Che esteticamente sicuramente non è bellissima, ma vedo che funziona. Quindi secondo me, io credo che il sistema che userò è questo. Ecco, vedete? C'è pure il riflesso strano. Così è decente, c'è dello spessore, però vabbè, la prima a destra lascia testare perché mi viene intoppato un po'. Però nell'altra, a parte che è stato un buchetto ma lo stesso, no, non è così malvagia. Dietro comunque ce n'è, quindi facendo così vedo che riesco. Ripeto, non sarà bella l'estetica, ma chi se ne frega. Allora, lasciando stare che è la prima volta che l'ho fatto e ho messo lo spessore di 1 millimetro, ma ho provato a saldare i 2 pezzettini di longerone, quelli piccolini, che vi ho fatto vedere prima. Ed ecco qui, allora, non sarà bellissima la saldatura, però se potete vedere come è venuta fuori, lì non sono riuscito bene a pulire. Dio, non sarà bellissima, ma qua l'ho fatta senza mai fermarmi, ho tenuto la torcia sempre attiva e sono andato avanti di continuo. E appunto qua non si è bucato niente perché lo spessore è molto più alto. E poi questo penso che sia ferro classico, normale. Vi posso garantire che ho provato a piegarlo e non si muove minimamente. Ho fatto di tutto, l'ho sbattuto, ma il fatto che sia ancora bollente. Però se io... aspettate... io ho provato, veramente se completamente saldato lì, non lo stacchi più, e l'ho fatta di merda anche. Questo per far capire che anche con le mie saldature lì, nonostante faranno cagare tutto, ma di tenere terranno. Comunque credo che settimana prossima proveremo a saldare sul furgone e dopo faccio qualche altra saldatura e poi cominciamo a tirare via un po' l'antirombo che ci prepariamo e vediamo di arrivare al dunque. Adesso comunque è l'una, quindi magno e dopo continuiamo. Non vi avevo ancora fatto vedere che bella giornata che c'è oggi. Comunque il camperozzo l'ha tirato fuori per fargli fare 2 passi. D'inverno mi ha detto che lo usano poco. Prende un po' di sole. Comunque sono contento per una cosa. Mi sono sentito con un amico. Ho scritto anche a un altro mio amico, però deve ancora rispondermi per quello che riguarda la saldatura. E, tanto ciao Puddu, grazie. Mi ha detto che saldare la mia zincata è una merda. Perché è difficile da saldare di per sé e perché è fina. Quindi le difficoltà che ho incontrato non sono infondate, nel senso è vero che non sono capace, però è veramente difficile. Sono partito con la cosa peggiore con cui potevo partire per imparare a saldare. Sta di fatto che ovviamente lui mi ha spiegato ed è stato veramente il primo, perché qualcuno mi ha scritto, non parlo di YouTube, almeno fino adesso, fino adesso io passerà del tempo prima che vedrò i video, prima che vedrete i video dal real time, diciamo. Qualcuno mi ha commentato qualche storia, qualche stato di WhatsApp dicendomi solo ti serve un corso e qua e là, senza darmi dei consigli veri e propri per quello che uno può fare. Infatti lui mi ha confermato che è una merda saldare questo tipo di lamiera, che si buca facilmente e che l'unico metodo è andare lì a punti, piccoli punti, ed è l'unico metodo. Quindi vedete che nel non saperlo fare
in realtà questo è il metodo giusto. Quindi dall'altro mi sento più tranquillo perché diciamo non c'è altro metodo, ecco. Probabilmente forse la saldatrice è troppo potente, non lo so, può anche essere, magari se qualche saldatrice di scarsa qualità, magari c'è di scarsa qualità, più piccolina e più regolabile manualmente, forse più meno potente, può anche essere che sarei riuscito meglio. Però comunque, anzi, ringrazio tantissimo Gigi che mi sta prestando la sua, perché sennò avrei dovuto comprarmela. Può servire per carità, però sono soldi risparmiati, quindi ti ringrazio ancora Gigi se vedrai questo video. Quindi niente, dai, sono contento, volevo anche informarvi a voi di questa cosa qua. Io cerco di darvi consigli anche a voi se state facendo qualcosa del genere, perché tante volte vedo canali dove comunque spiegano le cose in maniera dettagliata e le dicono, cioè ti fanno capire veramente, e alcuni che invece fanno e magari non ti vanno a specificare. Io ci tengo anche a trasmettere quello che penso, quello che faccio e anche le difficoltà ovviamente. Quindi adesso con la panza piena vado avanti, qualche altra saldatura, non ne faccio tante, provo a fare pezzettini più piccoli, vediamo come mi ha consigliato il mio amico, e ovviamente non voglio stare tutto il pomeriggio a saldare perché più o meno ho trovato la tecnica, ma ci prepariamo per la saldatura, quindi a tirare via l'antirombo, che è la cosa più merdosa da fare. Non vi faccio vedere adesso ancora che saldo, che non ha senso, quindi a dopo. Allora ragazzoli, come potete vedere ho sgremato bene tutto attorno al foro e era difficile farvi vedere perché non c'è veramente spazio. Volevo alzarlo ma alla fine ho lasciato stare e è stato una bella cacca. Cioè guardate lo spessore, non vi rendete conto, però c'è un grande spessore di antirombo ed è molto difficoltoso tirarlo via. C'era anche un po' di punti di ruggine che ho grattato. Tra spazzola e Dremel l'ho reso perfetto e pronto da andare a saldare. Adesso bisogna fare così anche con gli altri fori dove a vista, cioè dove posso arrivare. Perché quelli dove c'è telaio ovviamente non si potrà, l'antiromba da bruciarsi da solo. Sarà un po' di puzza. Nel momento che salderò non si attacca neanche benissimo forse, però cioè, più di così. Non lo so, vedremo. Vabbè. Allora ragazzi, visto che ci sono andato a pulire questa fessura dove adesso comunque più o meno si capisce, qua dentro è aperto. Noi andremo a chiudere la lamiera qua e dopo l'altra sopra. L'ho pulito tutto il meglio possibile, però comunque lì dentro c'è un po' di ruggine, ovviamente inaccessibile. Quindi adesso in qualche maniera, non so col pennello o come, ci andiamo a buttare dentro il feed oil, si chiama, è un bloccaruggine. Lo buttiamo a casaccio proprio lì dentro perché non ho idea di come altro fare, e così almeno fa una patina e basta. E dopo si chiuderà, questo qua non andrà più a contatto neanche con l'esterno, però almeno evita che la ruggine continui a camminare in giro. Siccome adesso non farò in tempo a spruzzarlo perché il tempo che preparo tutto. Quindi facciamo così, diamo la prima mano così come viene con un pennello buttandoglielo dentro. Tanto comunque poi dobbiamo saldare la parte qui interna. Una volta saldata la parte qui, io la parte sopra la vernicerò prima di saldare l'altra. Quindi in quell'occasione magari gli buttiamo ancora spruzzandolo, se proprio. Intanto diamo una prima mano, così intanto qualcosa fa e si asciuga per bene. E vediamo come viene fuori dandoglielo così, e se no cambiamo metodo. Non so neanche quanto liquido sia. Questo qua non deve essere diluito, deve essere già pronto all'uso. Non l'ho proprio mai aperto, mai usato.
e comunque scivola, perché essendo molto liquido ecco, non male anche questo, io riesco a farlo penetrare in fondo. E questo qua fa anche una patina, cioè una volta asciugato fa da protezione, cioè fa proprio una patina, lo si può lasciare anche così oppure sopra verniciabile. Però voi adesso non vedete, però sto riuscendo a far andare dappertutto. Già in fondo si è fatto tipo la pozzanghera, quindi così meglio ancora. Qua non so se capite, però dove si dà qualcosa si vede. Vedete che è tipo bagnato, tutto bagnato fino in fondo, quindi lo lasciamo asciugare qua per bene e di qua non facciamo più polvere. Allora, sono passato dall'altro lato, che rimuoviamo anche l'antirombo sul foro che abbiamo fatto vicino all'altro telaio, così almeno facciamo anche questo. Però stavo pensando a una filosofia, chiamiamola di vita, comunque una filosofia che comunque è vero. Ho iniziato da poco a vedere i video di L'importante è partire, il canale su YouTube. Sono una coppia che un anno fa hanno iniziato a camperizzarsi un camion e adesso non mi ricordo i nomi loro, perché li ho iniziati a seguire da pochissimo, li ho incontrati cioè ho visto solo in mezzo alla fiera del camper, si vede anche in teoria in un pezzettino del video, e mi piace la filosofia che c'ha lui, perché dice sempre sono lavori, in alcune tipologie sono lavori che si perde tantissimo tempo, si fanno piccoli passettini, però man mano si va sempre avanti, con calma e con molta pazienza. Lo dicevo sempre, almeno all'inizio dei video, dopo non so se andando avanti continuerà comunque a dire queste frasi, però mi hanno colpito perché è vero, alla fine bisogna con molta pazienza, con calma, piano piano, si fa tutto. E bello, cioè, mi ha colpito ed è la verità alla fine, è assolutamente la verità. Non bisogna perdersi l'animo e andare avanti, quello che facciamo noi adesso, a tirare via altro antirombo maledetto. Fatto anche rima. Bene, tirato via anche qua e grattato il meglio che potevo. Rimane, riesco a farvela vedere che è un macello, la parte lì dentro, non so se si intravede qualcosina, lì, che è molto più difficoltoso arrivarci, però un po' di pezzi li ho già tirati via, però lì sotto è un po' una cacca, con il webasto inserito qua, e farò il possibile, nei peggiori casi comunque l'antirombo si brucerà, cioè ovviamente si brucerà e magari farò più fatica a fare la saldatura, lo scopriremo. Comunque ci provo a grattarlo. Anche qua ho tirato via, c'era un po' di ruggine, fin dove riuscirò ad arrivare l'ho tirata via e basta. Bene, sono le 5 e penso che un'oretta massimo vado via e faccio qualche altra saldatura, faccio un paio di tagli e faccio un altro po' di allenamento prima di andare via. Se devo dirla tutta, le ultime mi sono venute una merda, cioè guardate qua vabbè ho fatto io una prova, però questa qua, se fate caso, è difficile da vedere, lateralmente è tipo mezza aperta, come se non attaccata bene. Non lo so, l'ultimo l'ho fatto più cagare. Vabbè, facciamo un altro po' di allenamento. Bene, fatta qualche altra saldatura, mi vengono più o meno uguali, anzi qualche volta viene fuori più una merda. Però nelle ultime due diciamo che ho capito un po' il sistema per se creo qualche buchetto più grande, di riempirlo e di non fare troppo la saldatura cicciona, quindi andare a abbassare un po'. Sì, una tecnica che ho imparato facendola. Se tu il balocco lo scaldi tanto e lo porti in giù, tipo fai scendere la parte di filo che è giunto, vabbè è difficilissimo da spiegare stesso. Va bene dai, anche oggi è andata. Adesso per me è domenica, quindi io tornerò sabato prossimo. Voi mi vedrete fra una settimana, come sempre. Settimana prossima non so cosa farò, comunque ho fatto una cacata, perché qua, a parte che volevo farvi vedere come il filo sta
agendo, è tipo diventato un po' sul nero, marroncino scuro, no, non capisco, vabbè. E io qua devo grattare via il bianco, ho fatto la cacata perché qua dopo entra lo sporco, quindi casomai lo chiuderò in qualche maniera per non far entrare la sporcizia, perché bisogna grattare tutta la parte bianca del vernice, deve esserci metallo nudo. Quindi settimana prossima vedrò se iniziare a fare una saldatura. Anche lì, sì, volendo anche lì si potrebbe fare il primo strato, così dopo lo zinchiamo, anzi no, gli diamo il fondo. Vediamo, dai, qualcosa farò. Mi sono allenato un pochettino, a volte mi vengono più merdoso, a volte vengono un po' meglio. Come vengono. È così. Non è semplice. Dopo metti che magari, essendo non la miele zincata, quella del furgone, quindi magari l'unione tra le due robe mi viene più semplice. Può essere, non ho idea. Lo testeremo. Comunque spero che vi siate divertiti e che sia stato di vostro gradimento questa giornata. Per supportarmi e sopportarmi, come al solito, se vi va lasciate un like e iscrivetevi al canale, visto che è gratuito, gratis. Noi ci vediamo la settimana prossima. Hey, hola. Avete visto adesso che faccio così e non più così? Brucia il ferro, sbaglia, poi ci riprova. La mano trema ma la voglia lo rinnova. La maschera si abbassa, il cuore si alza. Sta forgiando il futuro tra una prova e una saldatura falsa. Suda in officina, nessuno gli